Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video della faccio mercato Batman napoletano. Come state? Tutto bene? Oggi, come di consueto, ehm, andrò a illustrarvi la classifica della Serie A 25-26 aggiornata alla decima giornata. Scusate il gioco di parole. Partiremo come sempre dalla ventesima posizione alla prima posizionata, andando ad illustrare, cioè andando sì, ad illustrarvi il mio parere. Allora, partiamo dalla ventesima. Fiorentina, 4 punti. Finalmente, come vi ho detto nel post che ho caricato ieri, no, l'altro ieri, scusate, su Instagram, dove vi ho detto finalmente Pioli è stato esonerato dopo il ritardo. La Fiorentina sta pensando a Roberto D'Aversa oppure un ritorno di Palladino. C'è stato sondato De Rossi, però poi non se n'è fatto più niente perché sembra proprio propenso ad andare alla Fiorentina. Un attimo se prendo il fazzoletto. Ok, allora. Poi abbiamo il 19esimo posto il Verona con 5 punti. Verona che se non sbaglio fino alla scorsa giornata era posizionata, aspetta, forse pure era alla 17esima posto del Pisa, però diciamo ha avuto una specie di calo e è arrivato 19esima, perdendo la partita contro l'Inter, che ha giocato per una bella partita, però secondo me, però poi essendo che ha perso non ha guadagnato punti e, la ritroviamo a 19esima. Poi abbiamo al 18esimo posto il Genoa con 6 punti, che pure come la Fiorentina ha esonerato Patrick Vieira e la Fiorentina Pioli, diciamo stanno in due situazioni simili che stanno cercando di ehm, fare un resoconto, hanno fatto un resoconto nel weekend di come sono andate le due squadre hanno detto in queste 10 partite potevo fare di più, sì, ma e quindi ho deciso di esonerare il mio allenatore e prendere uno più atto. Vabbè, 17esimo Pisa, 6 punti. 16esimo Parma, 7 punti. Ehm, Lecce, 15esimo, 9 punti. Sì, 9 punti. Diciamo, tra virgolette, come era la scorsa giornata, quindi cambia poco e niente. Tutto poco, cioè non cambia niente dalla precedente giornata, dalla precedente classifica, però vabbè. Allora, poi troviamo il Cagliari nono, il Torino tredicesimo con 13 punti, che secondo me può fare un tantino in più, eh. Non vi nascondo che il Torino stia pensando, scusate, di fare qualche acquistetto in più a gennaio, non vi spoilerò altro, però vi do questa cosa, questa news, tra virgolette. Vabbè, poi abbiamo al 12esimo posto Sassuolo con 13 punti, che se posso dire, rispetto alle altre andate che fa di solito il Sassuolo, quindi 15esimo, 16esimo, 14esimo, sta facendo molto bene, ha fatto con Fabio Grosso, ha fatto proprio un gran salto di qualità, soprattutto con i giocatori che ha, quindi ci può pure stare. 11esimo posto, Atalanta, 13 punti. Atalanta che in questa prima parte di campionato, diciamo, come posso spiegarvi? In pratica, secondo me.
stavano ancora dei rimasugli nella testa dei calciatori, delle tattiche di Gasperini. Perciò abbiamo visto magari che se giocava bene, giocava non tanto male, però da questa giornata in poi stiamo notando che le tattiche di Juric stanno facendo effetto, infatti non poco stanno undicesimi in classifica e quindi secondo me a qua 3-4 settimane alla 14ª giornata, 15ª giornata, secondo me, secondo me l'Atalanta fa finire un attimo questo girone di andata. Dice, fammi vedere come sta andando questo girone, come va, come finisce di andare il girone di andata. Vediamo se miglioro o peggiore rispetto ad ora. Se miglioro, allora Juric non l'esonero. Se peggioro, Juric l'esonera e mi vado a prendere un altro allenatore. Poi, decimo posto, Cremonese, 14 punti. Che la Cremonese per una piccola sconfitta scende di 2 posizioni, perché se non sbaglio era ottava la Cremonese, posto della Lazio, ma ora non ricordo bene, prima di questa giornata a che posizione di classifica era, però vabbè. Poi nona posizione in classifica abbiamo l'Udinese, adesso nel nome non c'è niente da dire, perché nonostante pezzi importanti come Tuven e Lucca se ne sono andati via, posso dire che si stanno riconfermando più o meno come l'anno scorso. Poi abbiamo la Lazio ottava che vince ehm, 2-0 nella precedente partita contro il Cagliari, sì, contro il Cagliari, e passa ottava, gli mancavano 3 punti, quindi tra un'altra vittoria a stare in Conference League. Quindi gli basta una sconfitta della Juve, sempre se accadrà, e una vittoria della Lazio e quindi passerà a sesta. Però vabbè. Settimo posto, Como, che perde, no, cioè aveva pareggiato, ma non mi ricordo se ha perso o pareggiato, soprattutto contro chi non mi viene in mente. Se ve lo ricordate fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E è tuttora a 17 punti. Poi sesta classificata la Juventus di Spalletti, che dopo la vittoria contro la Cremonese, non mi è venuto in mente contro chi aveva perso la Cremonese, eh, vince 2-3-0 e passa in Conference League, ma secondo me voglio state tranquilli che la Juventus andrà in Champions come l'anno scorso, non è che Spalletti, è arrivato Spalletti quindi si è risolto qualcosa, secondo me andrà come Thiago Motta e Tudor, lo Spalletti farà, cioè come più o meno come Tudor farà la stessa fine, secondo me Spalletti, fa un anno buono e poi viene esonerato. Vabbè, poi abbiamo come quinta classificata in zona Europa League il Bologna a pari punti della Juventus, quindi a 18, che diciamo secondo me si va a confermare come la scorsa stagione, però sta facendo una buona stagione, posso dire, però diciamo quel gol contro il Parma che ha preso dopo 13 secondi dall'inizio è stato un po', hanno sballato un po' e poi si sono ripresi, però vabbè. Quarta Roma sta giocando bene, a 21 punti, dopo la sconfitta del Milan contro il Milan, però quello è un'altra cosa, però in questo caso sta facendo bene in questo campionato. Secondo me ballotterà tra quarta e quinta posizione, arriverà a quarta. Poi, terza classificata, abbiamo il Milan di Allegri. Sta giocando come la Roma, simile Roma. Appena c'è stato il cambio allenatore,
da un allenatore un po' così, cioè la Roma no, perché da cosa Ranieri, che è un allenatore bravissimo secondo me, a mio rispetto, perché ha salvato il Cagliari, poi ha giocato in Inghilterra, cioè ha allenato in Inghilterra l'ex club di Vardy, no, non mi viene il nome, l'Ester, ecco il nome, l'ha fatto vincere il campionato, poi con la Roma nella seconda parte di stagione gli ha fatto male, cioè no, non ha fatto male, scusate, sono sbagliato, ha fatto molto bene, però vabbè. Invece Allegri, il Milan è passato da allenatore così allenatore eh, molto più di livello. Infatti era consensao che tipo ha vinto solo la Supercoppa italiana e basta. Poi non è arrivato neanche in Champions League come gli obiettivi prefissati dalla società. Però vabbè. Poi abbiamo l'Inter secondo a 21 punti e il Napoli primo che si conferma primo un po' a fortuna, se possiamo dire, perché grazie alla sconfitta della Roma, il Napoli è riuscito a salvarsi per una settimana, diciamo, ad arrivare in prima posizione per una settimana, fino alla prossima giornata. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo che qui sotto nel primo commento c'è il no, dici, e il gruppo Telegram. Vabbè, ciao!